Eder. Mech. Pallister. Accertamenti tecnici ancora fermi. Chiesta la riserva di incidente probatorio nel caso di Liliana Resinovic. Nessun incarico conferito. Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato e anticipato, l'attesa riunione in procura a Trieste sul caso della morte di Liliana Resinovic non ha portato all'assegnazione degli accertamenti tecnici irripetibili che avrebbero dovuto segnare un nuovo passo nell'inchiesta. La 63enne triestina era scomparsa il 14 dicembre 2021 ed era stata ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, chiusa in 2 sacchi di nylon. L'incontro odierno si è tenuto presso gli uffici della Procura della Repubblica di Trieste, alla presenza del sostituto procuratore Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, e dei legali delle parti coinvolte. Era prevista l'assegnazione formale degli incarichi per gli accertamenti a un team di esperti tra i più accreditati nel panorama forense italiano. Cristina Cattaneo, celebre antropologa forense, il medico legale Stefano Tambuzzi, la genetista Elena Pilli, il medico legale Rosario Casamassima e il tossicologo Oscar Ghizzoni. Tuttavia, l'atto formale di conferimento non è stato portato a termine a causa della richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, marito di Liliana, rappresentato dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua. Con la sola riserva di incidente probatorio, la procedura viene automaticamente sospesa. Ciò significa che, in attesa della valutazione del giudice sull'ammissibilità dell'incidente, nessun accertamento irripetibile può essere eseguito. La mossa della difesa appare strategica. Gli avvocati Bevilacqua intendono garantire che ogni eventuale esame, soprattutto di natura irripetibile, venga effettuato nella forma più garantista possibile, alla presenza delle parti e con piena valenza processuale. Durante la riunione, la Procura non ha ancora esplicitato nel dettaglio quali accertamenti intenda affidare agli esperti. L'unico elemento che pare ormai acquisito è che, almeno per il momento, non sarà approfondito l'aspetto della lesione alla vertebra T2, emersa nelle ultime settimane come un possibile indizio di trauma violento pre-mortem. Tale lesione, al centro del dibattito tra chi sostiene l'ipotesi di un gesto volontario e chi quella dell'omicidio, non verrà esaminata in questa fase, anche perché non è stato coinvolto alcun radiologo forense, figura necessaria per un'analisi completa e specifica delle immagini radiologiche. La mancata assegnazione degli incarichi segna dunque un nuovo rallentamento nel percorso di accertamento della verità sulla morte di Liliana, che ancora oggi resta ufficialmente senza indagati e senza ipotesi di reato formalmente contestate. Tuttavia, gli sviluppi delle ultime settimane hanno reso chiaro come la Procura stia seguendo con attenzione la pista dell'omicidio, come confermato anche da un'importante nuova perizia tecnica, non ancora ufficializzata, che escluderebbe l'ipotesi del suicidio, proponendo invece una morte per asfissia meccanica potenzialmente causata da una mano esterna. In parallelo emerge un altro elemento non secondario, il trasferimento del tecnico autoptico che nelle scorse settimane aveva riferito di aver accidentalmente provocato la lesione alla vertebra durante una manovra preparatoria all'autopsia. Un passaggio che, se confermato, complicherebbe ulteriormente l'analisi forense e potrebbe aprire a nuove valutazioni su possibili errori o interferenze nelle prime fasi delle indagini medico-legali. Gli accertamenti sospesi avrebbero rappresentato un'integrazione alla consulenza già depositata dal team di Cristina Cattaneo, una delle figure più autorevoli del settore, già coinvolta in altri casi di rilevanza nazionale. A questi esami avrebbero preso parte anche i consulenti tecnici di parte della famiglia di Liliana e quelli della difesa di Visintin, a riprova dell'importanza cruciale di questa nuova fase investigativa. Tutto è dunque rimandato alla decisione del giudice sull'incidente probatorio. Solo allora sarà possibile sapere se e quando gli esperti potranno mettere mano ai nuovi esami e se verrà data priorità anche alla spinosa questione della vertebra lesionata. Una circostanza questa che potrebbe cambiare radicalmente la lettura degli eventi. Nel frattempo, a Trieste, il dolore e i dubbi restano. Chi ha ucciso Liliana Resinovic? Oppure si è tolta davvero la vita, come inizialmente ipotizzato? L'unica certezza è che il tempo passa
ma la verità è ancora tutta da scrivere. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio non si presenta all'interrogatorio, Stasi e Marco Poggi ascoltati dai magistrati. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, si arricchisce di nuovi sviluppi. Oggi, martedì 20 maggio 2025, erano previsti 3 interrogatori chiave nell'ambito della riapertura delle indagini. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone investigativo. Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, è già condannato in via definitiva, e Marco Poggi, fratello di Chiara. Andrea Sempio non si presenta in procura. Andrea Sempio, 37 anni, era atteso alle 14 presso la procura di Pavia per essere interrogato dai magistrati. Tuttavia, né lui né i suoi legali si sono presentati. La sua avvocata, Angela Taccia, ha motivato l'assenza con una questione procedurale. Secondo la difesa, l'invito a comparire presentava una carenza formale, mancando un avvertimento ritenuto fondamentale. In una storia su Instagram, l'avvocata ha pubblicato il messaggio "Guerra dura senza paura", accompagnato dalla sigla CPP, We Love You, un probabile riferimento al codice di procedura penale. Alberto Stasi si presenta all'interrogatorio. Al contrario, Alberto Stasi, 41 anni, si è presentato puntualmente in procura a Pavia. Condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, Stasi si trova attualmente in regime di semilibertà. È stato ascoltato come teste assistito, in quanto giudicato in un procedimento connesso. Stasi è entrato nel palazzo di giustizia passando dalla porta carraia sul retro, senza scendere dalla vettura. Marco Poggi ascoltato a Mestre. Marco Poggi, fratello della vittima, è stato ascoltato dai carabinieri a Mestre, dove attualmente risiede. Il suo interrogatorio si inserisce nel contesto delle nuove indagini che mirano a riesaminare gli elementi raccolti nei 18 anni trascorsi dal delitto, alla luce di possibili nuove prove e testimonianze. Contesto delle nuove indagini. La riapertura del caso è stata motivata dal ritrovamento di tracce di DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, attribuite ad Andrea Sempio. Sempio era già stato indagato in passato, ma le accuse erano state archiviate. Ora, la procura di Pavia ha riaperto il fascicolo, ipotizzando un omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. Le indagini si concentrano anche su altri possibili sospetti, tra cui le cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania K. e Marco Panzarasa, amico di Sempio. È prevista l'acquisizione del loro DNA per confronti con le tracce rinvenute sulla scena del crimine. Prossimi passi. La mancata presentazione di Andrea Sempio potrebbe comportare un rinvio dell'interrogatorio, ma la procura potrebbe anche valutare altre azioni, come la richiesta di un incidente probatorio. Nel frattempo, le indagini proseguono, con l'obiettivo di fare luce su uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi decenni. Gentili ascoltatori, buona giornata da Sensitivo Locchi. Oggi parliamo del caso di Denisa Hadas e ritorniamo a parlare del caso appunto di Denisa Hadas. È stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona. A parere del Sensitivo Locchi non c'è stato nessun sequestro di persone, tanto benché un omicidio. Ecco, perché se c'era stato un contatto con qualcuno, i tabulati telefonici avevano già dato, perché io penso che quando questa ragazza è uscita dall'albergo, se non è uscita da sola, qualcuno l'ha chiamata per uscire, ecco, e dunque questo rafforza la tesi. Purtroppo, signori, io ho visto e da quello che a me risulta, questa ragazza ha fatto tutto da sola, si è tolta la vita ed il corpo si trova nelle vicinanze da dove lei ha lasciato la macchina. Adesso non so cosa c'è, perché se è un posto isolato, però il corpo di Denisa si trova nelle vicinanze da dove ha lasciato la macchina. Non è stato potuto perché ancora purtroppo non è stato ritrovato, ecco. Però, signori, io vi garantisco che da ciò che ho visto non sono d'accordo né sul sequestro di persona e tantomeno sull'omicidio. Vi ripeto, i tabulati telefonici, se la stessa ha ricevuto qualche telefonata prima da andare via, diciamo,
I carabinieri di Torpignettara sicuramente se ne erano già accorti e già l'avevano segnalato all'autorità giudiziaria fiorentina di Prato. Comunque, signori, da ciò che ho visto io, vi ripeto, io sono sempre più convinto che questa ragazza era un po' esaurita, si è tolta la vita ed il corpo si trova nelle vicinanze appunto da dove ha lasciato la macchina. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.